Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e oggi siamo qui per goderci questa battaglia. Battaglia nel nord dei Balcani che abbiamo conquistato, al di sotto della striscia del Danubio. Abbiamo dalla nostra parte Servio Giulio Natta, in appoggio con Furio Papio Tubero contro i nostri, diciamo, vecchi alleati, coloro che noi abbiamo liberato, che si sono espansi poi nelle praterie del nord, ma hanno trovato una così forte contrapposizione che hanno deciso di scendere verso di noi. E foraggiati dai nostri barbari del nord, sono scesi appunto nelle nostre terre a saccheggiare, ma noi li stiamo fermando. Loro sono composti da due generali, uno è Alcios e l'altro è Vosenio, che scendono proprio in caccia per proprio massacrarci. E scendono in forza, ragazzi, perché potete vedere che comunque hanno tanta fanteria. Di cavalleria ne hanno solo una e non penso neanche sia particolarmente forte. Io non so la potenza di queste truppe. A vederle non mi sembra qualcosa di esagerato, però ragazzi non è mai detto. Loro comunque sono in due, sono vicini fra loro e quindi potrebbero giocare sicuramente un 2 contro 1. Vediamo quale sarà il terreno di gioco. Probabilmente loro partiranno in posizione più elevata, e mi sa di sì, perché se non erro il bianco è la posizione più elevata, però neanche troppo. Loro hanno anche degli arcieri sicuramente con una gittata più lunga che potrebbero darci noia. Noi abbiamo delle nuove truppe da testare che hanno meno difesa ma molto più attacco, quindi sarà divertente capire qual è la situazione. Tra l'altro con voi nei commenti parlavo proprio del fatto che si potrebbe provare una nuova strategia qualora fosse utile, fosse possibile applicarla, ecco. Vedremo un attimo. Memorie del generale legato. Arrivammo presto quella mattina sul campo di battaglia. Le nostre truppe ebbero tutto il tempo di disporsi in attesa del nemico. Il nemico davanti a noi non si poteva ancora scorgere nella nebbia mattutina, però sentivamo la sua presenza pesante nell'aria. Roma ci fornì di una legione di tutto punto, con diverse unità e con dei nuovi arruolati che erano nelle nostre file. Roma mi diede questo arduo compito e oggi dovevo comandare la legione fornita. Io sono generale della 13ª Marzia e sono pronto per dare battaglia in queste terre del nord. Fortunatamente il cielo è limpido e non ci sono molti punti in cui il nemico può nascondersi. La mia legione è composta da 5 gruppi di Velites, valorosi uomini che ho portato con me in diversi scontri, 6 gruppi di uomini scelti tra le popolazioni locali armati pesantemente. Vedremo se sono carne da macello o se effettivamente potrebbero rendersi utili sul campo di battaglia. L'addestramento l'hanno ricevuto. Roma impartisce che questa battaglia sia un po' la battaglia test, una battaglia di prova per questi eserciti ibridi. Io non sono per niente d'accordo nel mischiare dei veri romani con quelli di periferia, ma Roma, colui che ci paga, ha voluto questo e perciò non potremmo che accontentare i nostri senatori finché il sistema continuerà. Ed ecco qui invece il fiore all'occhiello della legione, uomini fidatissimi romani, coloro che ci porteranno alla vittoria, sul quale io ripongo tutta la mia fiducia. E ultimi, ma non ultimi, i fedelissimi della legione, la 13ª Marzia, la mia legione. Guardate questi uomini scintillanti con le loro armature. Sono uomini tutti valorosi, gli uomini della prima corte, uomini scelti, pronti per entrare in battaglia.
arma definitiva di questo esercito, di questa legione che vuole imporsi su questi territori. Sul mio fianco sinistro, a coprire le spalle, la cavalleria romana. E dunque scelsi questa collina per stabilire il nostro punto per controllare la vallata dall'alto e capire dove i nemici si erano disposti. Un punto sicuramente che ci portava in vantaggio, ma il nemico, come ci avevano detto, non si sarebbe presentato da solo. No, questo è uno scontro tra due forze armate nemiche e due forze armate romane. Infatti, se noi siamo i primi a sopraggiungere sul luogo, sta arrivando anche una legione dalla parte opposta, sempre romana, romanissima, che verrà a darci manforte in questa battaglia. L'idea è quella di chiudere il nemico in una sorta di tenaglia e non lasciargli via di scampo. Le mie spie hanno perlustrato il terreno nei giorni precedenti e ci hanno condotto in questa battaglia, in questo punto, che presenta per noi dei vantaggi strategici fondamentali. Sulla destra abbiamo un boschetto che potrebbe servire come eventuale sistema per nascondere le truppe e per scagliarci poi dall'alto verso il basso. Nella parte alta della montagna abbiamo una dorsale che può nascondere le nostre truppe agli occhi, dove la cavalleria può discendere lungo questo serpentone proprio in faccia al nemico, colpendola al centro e di lato. Sul lato sinistro abbiamo invece due boschetti che potrebbero darci qualche problematica, in quanto il nemico potrebbe essersi nascosto in quel boschetto più lontano davanti ai miei occhi. Dobbiamo stare attenti. Quella mattina diedi ordine alle truppe di disporsi e di attendere il nemico e i rinforzi, ovviamente. Non potevamo permetterci che la collina venisse presa proprio dai nemici. E i nostri rinforzi entrarono finalmente in campo. Nefasta fu l'ora quando ci accorgemmo che il nemico furbescamente si era piazzato al centro della valle in attesa dei rinforzi. Il panico serpeggiava tra le truppe nostre alleate. Noi, troppo lontani dal centro della battaglia, non potevamo andare in soccorso della legione. L'altra legione invece tra due fuochi. Fu il panico totale. Subito venne presa la decisione di salvare il generale e la cavalleria, i mezzi più veloci che potevano defilarsi dal centro della battaglia, intanto che i nemici si schieravano davanti a noi. Dopodiché le truppe si schierarono per mantenere il più possibile la posizione. Dovevamo rendere cara la pelle. La cavalleria si defilò quindi molto velocemente dal centro del nostro schieramento e cercò di riunirsi a nord con l'altra cavalleria che intanto sopraggiungeva. Un'enorme quantità di uomini davanti a noi e noi, presi dal panico, fuggimmo. Ci mettemmo in una zona più riparata vicino a un altopiano. Guardate la massa di uomini davanti a noi, era veramente spaventosa. Io mandai la mia legione subito all'attacco. Avanti tutta, uomini! Avanti! Dobbiamo pressare, dobbiamo salvare i nostri fratelli. Questo non era per niente previsto dai piani. Se becco la spia che mi ha passato le informazioni sbagliate. Nel frattempo le due cavallerie si riunirono e almeno mettemmo in salvo il generale. Almeno lui. Ora però ovviamente la nostra legione era da sola. Solo il gruppo di uomini valorosi, un altro gruppo di corti, governava quella legione e diede la giusta direzione, cioè quella di attendere l'arrivo e di non ingaggiare. I nemici, molto stupidamente, pensando di avere il controllo della regione, si misero al centro e si organizzarono in una formazione difensiva che copriva diversi lati.
Anch'io d'altro canto non perdetti tempo nel distribuire la mia legione e di dargli una formazione più spinosa, più brutale possibile. Mentre un mio cavallo che correva nella direzione opposta raggiunse l'altra legione e ci coordinammo per schierarci in una posizione, uno di vantaggio e uno di svantaggio. Noi, nella posizione elevata, potevamo scendere dall'alto attraverso le mie truppe e attraverso la cavalleria, mentre invece la legione sotto sarebbe resistita, sarebbe servita per evitare la fuga dei nostri nemici dal campo di battaglia. Tagliammo così le retrovie, i rifornimenti avversari e quindi la loro possibile fuga. Il campo di battaglia era quindi così schierato: in valle gli uomini della legione di rinforzo, senza la guida del generale; in alto la cavalleria alla guida del nostro generale venuto di rinforzo, e a sinistra, al centro, la mia legione. La tensione era veramente palpabile. Da un momento all'altro avrei dovuto lanciare, tramite il mio fischietto, l'ordine di attacco totale su quella massa. Era tempo di impiegare le nuove truppe. Eccole lì, schierate davanti a me, sul mio lato destro, pronte a falciare il nemico. Diedi così l'ordine di trasferirsi all'interno del boschetto e di prepararsi a un assalto frontale in carica dall'alto. Ah, bei tempi quando non stavo su questo cavallo e anch'io correvo in mezzo al campo di battaglia. Ah, la gioventù. Ma ora l'esperienza mi ha donato la tattica, e la tattica deve essere utilizzata per vincere. Decisi di schierare delle truppe mercenarie sul lato destro dell'ala, pronte per il sacrificio. Ovviamente loro non erano a conoscenza, ma si sa, i mercenari sono gente dalla pelle dura e si attendono questo tipo di trattamento da parte nostra. Fa parte del gioco. Tutto era pronto, mancava solo il mio ordine. Avanti truppe, disponetevi. Forza! Tiro, portatevi in avanti. Legionari, andate nel boschetto. Il vostro compito sarà quello di sfondare le linee nemiche. Che Giove vi assista. Anche voi ragazzi, forza, raggiungete gli altri. Lato sinistro, avanzare. Disponetevi in protezione dei Velites. Ok, tutto sta andando secondo i piani. Manca solo il mio segnale. All'attacco! Ah, che bello vedere la carica dei nostri soldati romani. Cavalleria, vedo che sono partiti anche loro e si stanno posizionando. Ottimo, ci serviranno da supporto. Forza, forza, forza! A breve lo scontro. Ed ecco la carica della cavalleria, arrivata puntuale. Anche gli uomini dal lato sinistro andarono in battaglia. Si fece presto un fronte sul lato sinistro del mio esercito. Gli uomini combattevano bene, mentre i veterani li incoraggiavano. Ma ed ecco
dal lato sinistro partire l'attacco verso il nucleo dell'esercito avversario. Ed ecco i mercenari partiti all'attacco contro le prime linee avversarie. La loro reazione, partono anche i nostri. Dobbiamo assolutamente fermare il tiro. Maledizione, perché la cavalleria è impantanata? Abbiamo bisogno della cavalleria. I nemici stanno sfilando verso i nostri. Ah, lo scontro fu veramente feroce ai piedi della montagna. Non chiedevamo di meno a Marte. Tanti codardi scappavano dalla loro battaglia, dal loro lato. Guardateli. Marte, ricordati i nomi di loro, perché quando passeranno a miglior vita li porterai all'Ade. Prima corte, è il vostro momento. Attaccate. Ed ecco la strategia romana, quella di chiudere gli avversari in una morsa al centro. Pian piano si delinea. Intanto il tiro continua a pressare il nemico. Ah, sarà un giorno di gloria. Finalmente la cavalleria si è liberata dall'impantanamento e ora pressava sui fianchi il nemico. Con un altro dispaccio diedi ordine alla legione, che stava al di sotto del nostro punto, di avanzare verso l'alto e di tagliare pian piano la via, la fuga al nemico. Ora dovevamo chiudere anche le vie dall'alto. Velites, spada in mano, all'attacco. Perfetto, la cavalleria sta rientrando. Ottimo. Colpiranno ancora il nemico al fianco. Sembrerebbe andare tutto secondo il piano. Bene. Avanti, forza ragazzi. Andiamo anche noi a unirci allo scontro. Ah, che bello, la tattica dell'accerchiamento romano. Si ritirano, si ritirano. Scappano, inseguiteli. Nessuno deve sopravvivere. Codardi, andiamo a catturarli. È giunta l'ora di macchiare questo terreno con il loro sangue. Perdite 913, comunque non pochi. Però ragazzi, loro perdite 6274. Una disfatta incredibile, signori. Cioè ragazzi, loro hanno perso 6274 truppe su 6857. Ne abbiamo perse 913 su 5000. Cioè non so se mi spiego ragazzi. Loro hanno perso tipo il 95% delle truppe, una roba del genere. Devastante. Anche noi non abbiamo perso poco, noi circa il 20%, però direi che la proporzione è quella che è. Loro non avevano unità molto forti, c'è da dire, perché comunque dopo un primo impatto si sono un po' sbriciolati. Però bella, bella davvero questa battaglia. Spero sia piaciuta anche a voi quanto è piaciuta a me, ma sono sicuro perché anche voi siete fan di questo gioco e quindi immagino. E voilà signori, una strage, una strage. Guardate, un esercito completamente annientato. Dell'altro si salva solo un'unità, incredibile.
Incredibile. Allora, quelli che si sono salvati, cosa facciamo? Allora, incatenarli no. Io direi che in un momento di euforia i soldati, dopo questa bellissima battaglia, vanno a sacrificare tutti i prigionieri fatti. Una potenza devastante per Roma, ragazzi. A parte l'obiettivo di riuscire a sbloccare con tanta potenza, però ragazzi, è stato proprio una battaglia di quelle veramente toste. Allora, più 5 al reintegro. Qua sì, perché ci serve il reintegro. Una battaglia di quelle toste dove il nemico ha veramente, veramente sofferto. Ma veramente. Abbiamo perso qualche unità, però in realtà questi si rimodelleranno, quindi con queste unità possiamo già partire all'attacco. Intanto che si rinfocillano, si ripristinano le unità. Questi sono rimasti solo loro. Direi che loro dovranno soccombere definitivamente. Inutile lasciarli vivi, anche se in realtà si poteva anche fare, ma modalità aggressione. E quei pochi superstiti, scusate, sono completamente distrutti. Non li rilasceremo, li andremo a schiavizzare loro. E con la rabbia verso il nemico, si procede verso appunto il nemico stesso. In realtà è stato un po' inutile usare queste unità, non ne avevamo effettivamente bisogno. Questa la andiamo a congedare. E a questo punto anche queste due. Io giustamente, non sapendo la potenza del nemico, feci questa scelta, però con il senno di poi non ha più così tanto senso. Andiamo a reclutare altre unità per queste legioni. Direi che fatemi vedere. Qui solo 2 cavallerie. Allora potremmo fare una fusione. Per le cavallerie quanto mi costano? Un casino, mi sembra. 1800, no. Ne potrei reclutare solo una. Onestamente no. Vediamo di reclutare qualche unità un po' più. Tipo questa, 1400. No, vado oltre. Questa 1200 più 1200. Non ci sto dentro neanche con questa. Porca miseria. Non ci sto dentro. Ah, non ci sto dentro. Niente, quindi solo un'unità. Allora facciamo che questa unità qua andrà un po' più veloce. Gli diamo 4 cavallerie. Dai, gli diamo 4 cavallerie, dai. Facciamo un'unità un po' più veloce. Un po' più veloce. In futuro avrebbero detto meccanizzata. Va bene, signori, direi che questa puntata qua potrebbe finire con questa battaglia. Andiamo magari a vedere un po' con la spia. Ok, cosa ci riserverà il futuro. Qua la città sembra libera. Sembra libera. L'intelligence ci dice questo. Va bene. Qui abbiamo fatto pace, quindi siamo abbastanza tranquilli. Va bene. Quindi questa è una spedizione punitiva fondamentalmente nei confronti di questa civiltà che sono, scusate, fatemi vedere, si chiama Singindum. Ok. Chissà tra l'altro se accetterebbero. Non accettano. Orgogliosi ragazzi, orgogliosi. E questo loro incaponimento li porterà poi alla distruzione. Singindum sarà nostra. Sarà nostra, sì. Sarà un avamposto che dobbiamo ottenere. Per forza. Mentre invece di Pelendava, secondo me la potremmo liberare tranquillamente.
Sicuramente non la lasceremo in balia dei Suebi, ecco, però Singindum magari ne faremo una città fortificata. Va bene ragazzi, spero che la battaglia vi sia piaciuta e noi ci vediamo ad un prossimo episodio per parlare di piani e di strategie. Alla prossima.